le associazioni di base del Veneto vi propongono Oltre i recinti, incontri radiofonici settimanali per costruire insieme un nuovo domani. In questa seconda parte allarghiamo la nostra visuale all'insieme del sistema dei trasporti, andiamo in Laguna di Venezia per vedere come si organizza un buon trasporto intermodale gomma, acqua e ferro. Sono Cristiano Gasparetto di Italia Nostra e di Ambiente Venezia. Il problema della mobilità delle persone e delle merci in laguna e nella città di Venezia sta diventando di nuovo un punto cruciale perché non ha risposte, dipenderà dalle risposte il futuro di questo territorio, anche perché in questi giorni l'assessore Casson ha presentato un disegno di legge su una nuova legge speciale che è alternativo a quello che il ministro Brunetta ha presentato e che rappresenta la distruzione della legge speciale, ma di questo avremo modo di parlarne. Allora, il problema delle merci, ovviamente in maniera molto sintetica, riguarda il porto di Venezia, che è un porto molto importante perché può permettere un'economia alternativa al turismo mordi e fuggi, distrugge la città, ma dipende anche dai mezzi di trasporto, dalla loro tipologia e come questi si muovono in laguna senza distruggerla. Per quanto riguarda le persone, il problema della mobilità dipende dalla possibilità di accedere e muoversi in questo territorio che è in parte d'acqua e in parte di terra in una maniera che sia compatibile con la città e con la laguna. Allora va detto che il problema primo è quello di separare, per quanto riguarda gli arrivi e le partenze dalla città di Venezia, la mobilità del turismo dalla mobilità dei residenti veneziani e non, degli studenti e dei pendolari. Quindi separare questi flussi turistici è la prima importantissima decisione. In 20 anni se ne è parlato molto, non si è mai ancora fatto. E da questo dipendono le scelte dei mezzi di trasporto. Allora abbiamo fra poco, un anno, massimo un anno e mezzo, la partenza della metropolitana di superficie, che io credo sia l'unica cosa positiva rispetto alla mobilità che in questi anni si è costruita. La mobilità di superficie, la metropolitana di superficie significa avere un treno navetta ogni 8-10 minuti che dalla stazione di Venezia va in tutta la provincia e un domani può andare in tutta la regione. È un mezzo assolutamente compatibile e può permettere un cambio dei tempi e dei modi per raggiungere e uscire dalla città. Ma se questo c'è, ovviamente passa in secondo piano e non è più assolutamente necessaria la sublagunare, cioè questo tunnel subacqueo che oltre a distruggere fisicamente la laguna porterà nel giro di pochi minuti milioni e milioni di altri turisti in una città che già adesso ne ha 21 milioni e mezzo. 21 milioni e mezzo di turisti con 59.000 abitanti in un anno, con 59.000 abitanti, perché a questo siamo ridotto, significa fare, non distruggere la città, ma fare una casa vuota di residenti e una specie di Disneyland definitiva, una città da vedere ma non da abitare. Ma il problema della sublagunare è legato a un altro problema di mobilità che interessa l'Italia, che è l'asse est-ovest, quella che viene chiamata la TAV, che doveva essere un metodo ferroviario, quindi virtuoso per trasportare le merci, e che è diventata invece una super ferrovia per le persone, che per arrivare a Trieste, quindi andare all'est, prevedono che vada sott'acqua distruggendo quindi le falde, cioè l'acqua in pressione che tiene in piedi il fondo della laguna e il fondo della città. Mi chiamo Federico, appunto rappresento il Movimento 5 Stelle che in collaborazione col WWF nella figura di Zanchettin dell'Associazione Turistica Sandonatese con Zanetti e con l'aiuto del gruppo Facebook Notav abbiamo deciso di organizzare questa conferenza per portare informazione. Abbiamo deciso appunto di interpellare esperti di massimo di livello per avere informazioni tecniche per consentire di lavorare nella propria posizione, perché questa TAV è un discorso talmente vasto che per poter avere un giudizio bisogna ascoltare molte voci. Noi siamo completamente contro questa TAV, noi siamo i classici no TAV, che però non vuol dire che siamo contro la costruzione dell'opera in sé, siamo contro
lo spreco di risorse pubbliche e una spesa che si aggira dalle 4 alle 9 volte rispetto al resto d'Europa per costruire appunto questa infrastruttura. Quello che chiediamo noi è che ritorniamo alla normalità spendendo quello che è giusto spendere, cioè poco, e investire quel denaro in più in trasporto locale o quello che serve adesso in quest'Italia dei tagli ultimamente. 3 tracciati si prevedono, ecco, no? 3 tracciati, 3 ipotesi, che è l'opzione 0, quindi non si realizza l'opera, oppure l'ipotesi del tracciato lungo l'autostrada 4, il tracciato alto, e l'ipotesi del tracciato basso. E se naturalmente ci si ostina a realizzare il tracciato basso, ecco, questa è la soluzione che si intende perseguire, bisogna considerare che c'è un'interferenza con la rete idrografica principale, con il deflusso delle acque superficiali della rete idrografica minore, con il pericolo idraulico diffuso e poi con le quote di terreni depressi, quindi insomma alla fine sembra che la soluzione che si debba adottare è quella di realizzare tutto questo tratto qui, no, per capirci, insomma, dal taglio del Sila, ecco, fino a Portoguaro su viadotto. Di Venezia. Le 5 opere strategiche sono diventate 273, credo. Queste 5 opere strategiche che dovevano avere tutti i soldi, la procedura semplificata, i soldi non ci sono, ovviamente, per 273 opere. E vorrei rilevare molto duramente che per questa opera sicuramente non ci sono. Il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, si è inventato una procedura di approvazione in via tecnica, perché i soldi non ci sono. Il CIPE doveva dire i soldi ci sono o non ci sono, vanno qui o vanno là, questo è il suo mestiere. E invece ha firmato 273 promesse di finanziamento sui soldi che non ci sono, in via tecnica. Nella relazione della Commissione Intergovernativa sulla Torino-Lione, questo era quello che i 2 ministri dei trasporti, Gueissot e Bersani al tempo, avevano firmato. La faremo nel tempo, sarà mista merci e viaggiatori, ma la sua messa in opera dovrà intervenire quando la linea attuale sarà satura. La potenzialità secondo RFI è di 180 treni al giorno. Di questi 180 treni al giorno, sulla linea Venezia-Trieste, ne passano più o meno 100 e quindi siamo a poco più del 60% di quella potenzialità lì. Ma perché 180 treni al giorno? Se sulla Bologna-Milano ne passano 230 sulla linea vecchia e non sulla linea nuova, o 250, e se gli svizzeri ne fanno passare 400 su 2 binari, perché? Non ci sarà, prima di fare una nuova linea, un qualche ragionamento di miglioramento, potenziamento, sfruttamento migliore di quella che abbiamo? Siamo a Castelfranco, una stazione nella quale il movimento dei passeggeri, ma anche quello delle merci, è sempre stato molto vivace. In particolare adesso il movimento dei passeggeri è notevole per il fatto che il servizio ferroviario metropolitano regionale svolge un buon servizio. I 2 fenomeni dei movimenti sia passeggeri che merci compongono l'intero quadro della mobilità, ma nel caso delle merci esso si svolge in modo relativamente caotico, particolarmente caotico per il fatto che le merci viaggiano quasi sempre ormai per strada. Castelfranco è al centro di un nodo di percorsi ferroviari che può raggiungere l'intera regione, ma è del pari mal collegato dal punto di vista stradale, sicché i due tipi di trasporto non si incontrano e non si integrano proprio nel luogo nel quale questo dovrebbe accadere in modo particolarmente organizzato. A Castelfranco le ferrovie hanno sempre svolto un intenso servizio merci, ma negli ultimi anni questo si è ridotto a tal punto che rischia di sparire. In Europa e negli Stati Uniti il problema del trasporto merci è stato affrontato sviluppando il concetto dell'intermodalità, dimostrando che esso è capace di rovesciare la prospettiva della riduzione del traffico su ferro.
Il container è quello strumento che ha permesso di moltiplicare il trasporto delle merci in giro per il mondo. Il suo costo di impiego è così basso che le correnti internazionali di trasporto hanno reso possibile la globalizzazione. Il container è nato proprio per rendere possibile l'intermodalità. Se si analizza a fondo il progetto della superstrada pedemontana veneta, non si trova un solo punto nel quale il progetto si sforzi di garantire lo scambio strutturale tra il trasporto ferroviario e quello stradale per valorizzare l'impiego dell'intermodalità. La questione della mobilità sul territorio dal punto di vista dell'interesse dei cittadini, dei lavoratori, delle aziende, deve partire da un'analisi dei problemi che si pongono e dell'individuazione di quelli che sono prioritari. Ora, indubbiamente ci sono grandi problemi per la mobilità in Italia, ma di chi sono questi problemi? Di quelli che devono andare in 10 minuti di meno da Milano a Roma o da Torino a Lubiana? No, sono fatti i gravi problemi, sono quelli che patiscono i pendolari, sono quelli che patiscono i trasporti a breve e media distanza. Sono i problemi, per dirne una, delle ferrovie regionali, delle ferrovie locali, non quelle dell'alta velocità. E sono i problemi di chi vuole rinunciare all'automobile e usare la metropolitana o il tram o l'autobus o la bicicletta. Questi problemi non vengono ignorati. Perché? Perché consentono meno affari. E quali affari consentono invece le strade, le autostrade, le grandi strade che tagliano il territorio, che sforano le montagne, che intercettano le acque? Sono strade, sono soluzioni che sono molto costose rispetto alle altre e che quindi fanno girare molti quattrini. Si è dimenticati che per ogni cosa che si fa bisogna prima calcolare a che cosa serve, a chi serve, perché serve, se è veramente prioritario rispetto ad altre necessità. Quante strade non utilizzate o malamente utilizzate ci sono in Italia? Quanti percorsi cancelliamo non perché siano poco efficaci, ma perché è più conveniente farne un altro, costruire una nuova strada, costruire dei trafori, costruire degli sbancamenti. Ecco, non ci rendiamo conto che trasformare il territorio costa non solo i soldi che bisogna metterci per fare quella determinata opera, ma pure i soldi che non guadagniamo più eliminando quello che già c'era, la sottrazione di suolo agricolo, cioè dovrebbe essere messo nel conto pesantemente. Non ci si oppone solo a questa strada o a questo pezzo di strada, ci si oppone a un modo di organizzare la vita sul territorio che è profondamente sbagliata e ci si oppone all'ulteriore decadimento della democrazia nel nostro paese. Io credo che solo se si ha questa consapevolezza piena del danno che corriamo, che facciamo gli sforzi che sono necessari per lottare insieme contro questo. Io credo che lottare insieme sia essenziale, che se ogni città, ogni paese, ogni quartiere, ogni valle, ogni gruppo di cittadini che c'ha questo o quell'altra esigenza si muove da solo, saremo sempre sconfitti. Possiamo vincere solo se ci uniamo.